Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Arrestati a Soriano Calabro i fratelli Michele e Domenico Bellissimo, rispettivamente di 32 e 28 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Giuseppe Müller, 62enne, assassinato a Soriano Calabro a novembre del 2008. Questa mattina all'alba, a conclusione di una complessa attività di indagine, i carabinieri di Serra San Bruno e dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei 2 braccianti agricoli pregiudicati di Gerocarne. La Digos di Enna ha eseguito 4 arresti nelle province di Enna, Catania e Cosenza. L'operazione Ingresso Facile riguarda un'organizzazione che gestiva l'entrata illegale in Italia e l'occupazione in nero di centinaia di extracomunitari. Le accuse sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della manodopera, traffico e produzione di stupefacenti. Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle case circondariali di Enna, Catania e di Rossano Calabro. Risolto il giallo di San Fili, gli esiti dell'autopsia eseguiti sui cadaveri di Aldo Briuolo e la sua badante Margherita Kuzmina, trovati morti il 14 agosto del 2009 nell'appartamento in via Giuseppe Crispini, hanno confermato l'ipotesi di omicidio-suicidio. È stata infatti l'Ucraina ad uccidere l'84enne al culmine dell'ennesima lite per gelosia, per poi togliersi la vita. L'anziano infatti non aveva accettato la decisione della donna di andare a vivere con un altro uomo. Arriveranno oggi container che potranno ospitare 16 delle 39 famiglie sgomberate a causa di una frana e che saranno installati nell'area del campo scuola a Catanzaro. La notizia è stata data ieri durante una riunione per affrontare le emergenze causate dal maltempo e per stilare una relazione da consegnare sabato al capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso. Bisognerà anche redigere un piano che servirà a capire a quanto ammontano i costi per il ripristino dei luoghi colpiti e provvedere così alla ripartizione delle spese tra gli enti interessati. La Calabria risulta essere la regione più povera d'Italia e nessuna delle regioni italiane risulta al top dello standard previsto dall'Europa. I dati di Banca Italia mettono in evidenza il dislivello del PIL per abitante tra nord e sud, di circa il 60%. Persistono i divari nell'accesso al credito e nel costo dei finanziamenti e la qualità dei servizi pubblici nel settentrione in media è superiore a quella delle regioni del sud. Un altro dato negativo per il sud riguarda l'immigrazione. Tra il 2000 ed il 2005 sono migrati verso il nord oltre 80.000 laureati. La provincia di Crotone prende parte per il primo anno alla traversata della Sila di Sled Dog, nel quadro della 4ª edizione di Dogs on the Snow, manifestazione che dal 19 al 28 febbraio prossimi vedrà protagoniste le corse su slitte trainate da cani. 150 cani per 13 equipaggi arriveranno da tutta Italia per toccare le 5 tappe nei luoghi più suggestivi della Sila. La provincia crotonese inaugurerà la partenza della traversata da Trepidò. Partirà oggi e proseguirà nel fine settimana l'esibizione dell'orchestra della provincia di Catanzaro, la Grecia, con il fisarmonicista Mario Stefano Pietrodarchi, al momento uno dei più affermati nel mondo, con le musiche di Piazzolla, Scarpone e Molinelli. I concerti si terranno stasera presso il Teatro Comunale di Soverato, sabato 20 presso la Sala Convegni del Comune di Potricello e domenica 21 presso l'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro. Dopo il punto di penalizzazione inflitto dalla Covisoc per illeciti sportivi a 6 società Ancona, Perugia, Marcianise, Legnano, Prosesto e Igea che hanno attirato l'attenzione negli ultimi giorni, ora le nostre squadre pensano solo al calcio giocato. Domani alle 14 la Regina sarà ospite del Cittadella, domenica tocca alla Lega Pro, in prima il Cosenza attende la Reggiana, in seconda scontro al vertice tra Juve Stabia e Catanzaro e sfida a salvezza Vibonese Noicattaro. Lunedì si chiuderà la 3 giorni di calcio con il posticipo allo Scida tra Crotone e la capolista Lecce.